5, 4, 3, 2, 1. Ti piace di ritrovarci ogni sera non ta via Steli in Disa Biantoni? Stasera in come c'è da giocare? Muda imparà. Ma soprattutto c'è da... Sento che stasera è Mudarida, è Mudarida che questi due bei squadri, la squadra di Rossi, in cui Marie, Pierre-Jean e Carlo Antò che rappresentano la socio Mossa Gioventù. Salute. Salute. Canuda giocare contro la squadra di Durchini. In cui sia Margherita, Alessandra e Leletta, che li rappresentano il teatro nostrali. E ti da giocare stasera sotto lo sguardo, e ce la sapena, questo. T'ha sempre la radio che sta qui, Mariangela Geronimi. Io ho sempre a Reggio, è vero, e quando non abbiamo mica a Reggio, non abbiamo manco d'urto. È detta, ecco. Allora, la socio Mossa Gioventù, una piccola parola, non te lo socio. Allora, la socio per scopo da unisce parecchi giovani cacciatori di quasi tutti a Rossica. Facciamo le giornate di museo originale, fino a queste giornate facciamo un bello ribasto, una festa, cantiamo grosso, giochiamo amore, partecipiamo a mantenere il patrimonio culturale grosso. Che domanda di Milu? Sciacamanetti di pure, sciacamanetti di. Allora, stasera, ragazza e amore, contro il teatro e esperienza. Allora, la società teatro nostrale, che mi volete dire appena? Tu non parlami più. Ma io capisco mica, Alessandra, capisci mica cosa succede, ma come, ma dimmi mica loro che subi. Mica loro, direi. Ah no, non è mica loro. Allora, vi spiego. Ma dici qualcosa. So che Laurent, ma si statina ha fatto una cura di rajeunissement. È marciata bene, eh? Accidente! Io non vedo come che mi assomiglia a qualche che conosco, aspetta io. Tu la ti vedi? Tu la ti vedi? Marona, Alessandra! E Paolo Anton! Marona! Ma Sciacamanetti. cosa facci qui tu? Oh! Oh là là! Paolo Anton, t'as dit... Cosa facci qui tu? Perché aussi c'est la vie à trop de charbellante, ça pas du cas au théâtre. Alors l'animé c'est à la télévision. Marona, pas che mi ha più al teatro. Ci voleva una sorpresa ogni tanto. Lâcheur. Discorremi più trava che fare sti mili. Andate a pusare. Ma quali c'è? Ma aspetta, non è mica possibile. Ma non è mica Mariangela. Iela. Ma aspetta, Mariangela, fai vera? Oh, Marona, mi zitte, la sapete che è di che mi ha imparato un piano di pomme macaroni? Oh, mi zitte. Oh, mi sono felice. Allora, il teatro nostrale, c'è la rammentare un associo di teatro in lingua corsa che ha per scopo di un mantenimento, un spanamento, a spardiera e a tramandere di lingua corsa per via di l'arte teatrale. Scusetemi, sciacavanetti. Bon, Où est arrivé? o Paolo Anton, un trigamo più, giochiamo. Di sicuro, e ma gioca subito a raffica. A raffica veramente, cioè la risponda il più presto possibile a 5 domande più o meno facili. Rispondete bene, 20 punti, i biglietti, rispondete male, un perdite in onda. Prima domanda, che corso è diventato maire di Parigi dopo a Jacques Chirac nel 1995? Tiberi. Jean Tiberi, risposta buona, Bene, io, marito di Xavier Casano di Gorti e Dobaello c'è stato della noi. Continuiamo. In dei figuretti, quali è sempre con Mortimer? Le Mortimer. La famille Adams. Quella che va sempre in cunedo. Ah, Amana, qui la chose. La chose. T'ha un nome. La chose, t'as un nome. Ah, ma, non Una finisco come man. giure, quelli che t'ha inquiriti così, faccio Non così. è un nome inglese. Che ne so, qui? First of all. No, Faccio no. Masrere. Da chi be? That's not the right answer, Hey, we sorry, don't no. speak English. Era Blake. Ah, yeah. nous diciamo si black. I Rossi. Sapete chi può essere giocare? Pudiamo tu fucili, eh? Ecco, terza domanda. In che città di Corsica
si trova accudata di un rastello. Portivecchio, Portivecchio. Dobbiamo fare di più, Bunivacio, risposta valsa. Diagulata chi va da Uburto a Cidadina. Viaggiamo appena, lì. Ultima, cortesima domanda. Non da che fiumi si trova un matrali d'Assouan? Sur quel fleuve se trouve le barrage d'Assouan? No, tu capite in corso da Suon. Quasi troppo da Suon. Viaggiamo, hai detto un viaggio. Dimmi con corso a Suon. Lei ti mica? Oh, di questa qui, di punnante la mirata da mangiare per riflesse, ma vedi, ma se te, ma che tu mangi così tu? Uno dei fiumi più meglio d'Africa. Ah, già, va, ma giù stretta. Ugolo. Ugolo. Sicuro. E d'Africa! Ah, scusate, grida in Corsica! Oh, la giovata, Non da più lontanare. Unile. Era qui sta risposta valsa. in Corsica! Ascolta Alessandra. No, ma senti. A me, quando ella mi piacerebbe di fare una gruggera, non ta unire. E ci andremo E beh, ciao Maria, andiamo a avere tutto un cartone insieme. Io mi piace di noi, Faraò. Ultima domanda di Sarafica. Questo piace a Alessandra, d'après sa me. Ah, senta, Chi Alessandra. arnese a fiamma gorta, manighi gorto e adoprato pas mattia? Aio, Alessandra. No, Eliasan. Chi mi diti, Rossi? Binnato. Ubinato, risposta buona, Alessandra, Ubinado. No, ma che... Ubinado che non si sa quanto è l'ugosta ma a Rustadia sì. Voilà. Cugino di Arustadia s'adoprano per smaccia. e dopo Sarafica, 20 punti dappertutto, chaque manetti lì, parità. Bon, tu vois combien de cose, oh, ma giocare a Varavia. A Varavia, allora veramente, una domanda, 3 risposte possibili. Per ognuna di queste domande, Mariangela, che è sempre qui, va a fare 3 proposte. E secondo queste proposte, se voi rispondete bene, 20 punti, rispondete male, regalate 20 punti all'altra squadra. Pilete il vostro tempo, avete 20 secondi e casomai non siete mica sicuri. C'è la possibilità di domandare a una persona io pubblico chiamata Joker di poter darvi un corpo in mano. Allora, se non pubblico c'è qualche sia che conosce la risposta e chi vede chi a squadra ella non la conosce mica, mi face così. E io dopo ango e ci vediamo una chiacchierata. Posso andare anch'io, Maria, scusami, ma io posso chiamarmi un giochera? Perché di notte è un giochera, aspetta. Molto portativo. E hai portato l'iPhone 32, aspetta. Aspetta. Allora, Laurent, Lollo, dimmi appena, posso che tu sei più un disapiento, mi puoi dare le risposte? Ah bon? Anzi, mica una balance. Io so verdi. L'ha dato i consigli, Vabbè, pure, beh, contavo non te Lollo, Ma vabbè, faccio nulla, non avrei mica fritti, dai, va. L'ha dato i consigli. Principiamo con i Dorchini. Prima domanda. All'epoca di Paoli, che combattanti erano chiamati i Vitoli o i Vitoli, secondo Mariange? Allora, i corsi li ha di i francesi, i genuesi li ha di i corsi o i mercenari tedeschi di Bontenolo. À l'époque de Paoli, quel combattant était appelé les Vitoli? Mi dite un giochera. Allora, mi ha domandato l'aiuto di un giochiere nel pubblico. O se te sapete la risposta? Ma tu sei sicura? C'è qualche sia che ha sa? Mi si pare che nel pubblico c'è qualche sia. Aiuta con là, piano piano. Cioè, mica, c'è sapientoni nel pubblico Ma di noi. aiutate, madame, per piacere, perché sapete, mi sente in ogni luogo. Allora, salute! Come siamo? Beh, come vi chiamate? Luisa, Luisa, papà Luisa? Sì. Ah, venite da due. Daiaccio, Daiaccio. Allora, la vostra risposta chi sarebbe? a 3. A 3. Allora, mi dite i mercenari tedeschi in Ponteno, Allora, i Dorchini, sia su te le risposte, sia a vostra. Domandiamo a sapere di Alessandra, perché credevo che era l'ellette, quando ha bisogno di riflettere a magna. Ma cosa mangi di ponanze tu? Io piatti i macaroni di Luisa, mia amica, che l'ha fatto. Cioè, Ascolta, andando su pagina, e c'est macaron. E beh, te, Luisa è un pubblico, ti aspetta. E qui, oh Luisa. Ma non rispondi mica tu, Alessandra. allora, che mi dite? Sono mica troppo,
Tu mi candidata sei a scuola, ma aspetta un secondo. Ma bon, si Louise, così Allora, mi c'è la parla di un tre risposta. macarò. Allora, suiteta- Io suitema Louise, non si sa mai, così avremo i nostri macarò. Allora, a vostra squadra biseguida si vedrà. Bon, Ma vera? i marcinari tedeschi. Eh no. No, risposta valsa. E voilà. Voilà. Allora no, infatti erano i gorsi. Eh ben, ça... Ladi. Ouais. Ou tinto Oui, rimarci oui, babboni oui. c'era. Voilà, francesi. Zafio. Erano i gorsiliati qui francesi. Ci vuole sapere questa qui. Bon, chaque manetta a Louise, nous pouliamo, a se puata. E poi se vinto un regalo di noi. Yes, tu nome di Vitoli, o di Vitoli bene di l'anziano comandante, di Edrupe e di Zampiero Gorsu, Vitolo. Seconda domanda di Saraffica. Chi invenzioni, paidoni, e l'opera di Ermini Cadolli nel 1889? Allora, Udeni Betu, a Billula, o stampone igienico. Quelle invention les femmes doivent-elles à Herminie Cadol depuis 1889? Le soutien-gorge, la pilule contraceptive ou le tampon hygiénique? Oh, je pense. Questa me è Dani Betti, eh. Allora, Questa t'as me detto una proposta? mica sicuro, eh. Ah, io. Ma volete? 3, je pense. Toglierebbe. 3. Trois inventions Tampon. très importantes. C'est vrai. paidoni. Possibile, o tampon o Dani Betti, eh. Allez, 3, dis Allora, 3. se vous ne siete mica sicuro, potete domandare a Non, lui. 3, dis 3. Puoi domandare un aiuto, se non si deve. Volete un aiuto? Allora, ma domandare l'aiuto di un joker in pubblico. Je dis Quali 3, c'è, mais tu quali m'as pas c'è? écouté, donc. Ah, l'avete, Marie-Ange? E chi l'ha? Piede un micro, vai qui. Allora, babà. Come l'avevo? Non ho mai mangiato a nessuno, sapete? Allora, come vi chiamate? Anni, sono contenta di seguire. Assai contenta. E chi sarebbe la vostra risposta? Udani Betu, Abilula o tampone igienico? Le soutien-gorge, la pilule ou le tampon hygiénique? Le soutien-gorge. Udani Betu. Allora, i rossi, sia sui tetani, sia a Ostra. Ani, e mi aveva fiducia o no? E Eh ben, fiducia paga, risposta buona, bravi, chaque manetta Ani. Bravo, Annie! Le show de mi va là. Ma vi posso capire, Ani, eh? Quando tu ti Marie-Ange accanto a me, certi ultimi mi viene anche a paura. E a sapere che dirò su steni E vi siete vinto un regalo di noi, dei nostri partenari, complimenti. Allora, Erminie Cadol è una militante femminista di Comune di Parigi in 1871, e messa in prigione a Vinea Comune, dopo si ne va in America e in Argentina, dove crea Udeni Betu per liberare il corpo di donne. Crea anche una impresa in Francia, impresa che esiste sempre oggi. Terza domanda. In del film Top Gun, chi è il cognome di Tom Cruise? Maverick, Iceman o Cougar. Maverick. Perché l'avete visto il film? E come? Sono sortito un coup, Tom Cruise. Mi volevo sposare. Il a detto no, io mi sto andando. Ti va tu bene. Poi, Maverick lui dit, Non tiens. è mica la di Cougar, che Cougar ne è una qui di Cougar. Di Ponante fe la diamo a Carlonto, di Ponante non ti dico mica. O Carlonto, Lascia un attenti. saltito. Ascoltate. Alessandro, Valete, allez, Ah, faut pas... aspetta, andiamo a un coup pendant. Oh, ma le vedete Des tapadas, mais allez vous faire vous à prison, là, lourde, hein. Stai, guarda di noi. Grazie. oh, mi sento Top Gun. Dai, andate a cercare, Carlotto, andate a cercare. Oh, Carlotto, Vieni, ma badate. Così bello che lui è, stai Lasciatemi gustare. io mi fiduito, animi. Può fare un slow, può fare un slow. Allez, mi dite la musica, allez. Rimetti la canzone. Ma cagando. Aiuto, mi cambiare, via. Allora, un nome Maverick, venne di laureato americano Samuel Maverick, ha rifiutato il mercato come segno buddista. Dunque, un Maverick e qualcuno che non segue mica l'altro, che sta da solo.
Ecco, buon, complimenti, passo bello bado. Ultima domanda, Pairosia. Di che strumento o bastiaccio José Costa è un tarcano riconosciuto? A chitarra, o violino o l'organo. De quel instrument le bastier José Costa est-il un spécialiste reconnu? La guitare, le violon ou l'orgue? L'organo. Risposta buona, yeah. Bravo Carlo José Anto. Costa, Che diavolo. Che tipo? organista famoso e si sa che in Corsica dappertutto anche dei nostri paesi ci sono assai musicanti assai talento. Ecco, yeah. Allora, dopo Savaria via, vai Dorchini. Piantati di magna qui, eh. T'avete sempre 20 punti. T'avete sempre 20 punti, bravi. Ma siete in testa, 80 punti, bravi. E allora, ma gioca appena. Ci vediamo una sfida. Allora, Marie-Ange, venite qui. Io mi pare che anche tu trighi ora. No, io sempre in forma. Allora, passa la sfida, ascoltate bene. Passa la sfida e us credo della verità che direte a noi chi decide. E secondo ciò che lo decide, a vostra prova a saparemi. Prima di tutto, mi domanda a una capitana o un capitano coraggioso di raggiungerci qui. Alessandra, la nostra capizzo. Allora, Alessandra e vai, voi? vai, Alessandra. Caranto. Ciacamanetti, Vai, dai. vai. Fa qualcosa, Alessandra, eh? Venite qui. Dai qui. Caranto, vi piacciono i biondi? Questo pevrone, ma boh. E Alessandra? Venite qui. Yeah. Ah. Allora, passa la sfida, Marie-Ange va te spiegare. Passa la sfida di uscreno che ci ha da di a Broa che ne avevamo da giocare. Di sicuro, allora ascoltate a Marie-Ange. Mettitevi qui. Ma su screno Catala a fare. non gioca mica da solo. Su screno c'ho l'incoraggino. E per incoraggarlo avete da fare come me. Tutti insieme. E anche noi. voi. Anche voi, eh? E Yeah. avemo allora. Pronti? Dici pronte. Screno! Ah, allora, lo screno va scelto l'intreccio a parodie. Allora, l'intreccio a parodie è semplice, vi a spiegare. Ci saranno un po' di parodie che sono da fissare e secondo queste parodie che sono mischiate, ci vuole ritrovare espressioni o proverbi o citazioni giuste. Quando voi ti trovi, girate verso la vostra squadra e domandate di picciare. E d'après a me, pigliate il vostro tempo. 30 secondi, ci vuole ben riflettere. Siamo pronti? E siamo buoni. Allora, screno, non faccio i parodi. Allora, potete leggere ciò che vi dite? Ti dite pure a voce alta, alta oggi ciò che può. No, ma ciò che mi allontani. Dite come Marie-Ange, vado ad aiutare. Allora, un Vale. balè. E vale. Dite a voce alta. Alta Gofu oggi. vale natura. Ah, Ah, si schiarisce Chi? appena. lava, tura, Allora, quando voi ti trovi, girate Un verso la vostra golf. squadra. vale e. Adura. A chi lava. Volete anche aiutare? Ava mettine nell'ordine. Una volta che avete trovato il barone, vai a aiutare appena. Yeah. A. Un. Golf. O la mica aereo, eh? Vale. Natura. Di. Allez, vi dico après. Ma siete passati, 30 secondi, allora, so compi. E mi domandavo screno, chi era la risposta? A chi è goffo di natura non ci vuole lavatura? Ah, ma Era che che vuoi che ti risposta. dici? Guarda, monta cacciata. Difficile, oh. Questi pilai vostri piace. A ringraziare di essere venuti qui con tu, che hai provato. Ma noi pure mica sapere perché non siamo mica goffi, allora sai. Lidia. Ta monta bene, cacciata, dis-ton, tu un goffo vale più. No, ma oh. E bene, dopo questa sfida, Aiù. un cambia in onda, 20 punti sempre, bravi, ma siete in testa, in 80 punti. No, c'est mica noi che siamo in testa. Ne approfittare per fare un po' di educati in un pubblico avremo a scuola di Bado Olivia qui che sono presenti. Badano sempre dall'età di 4 anni, se non è più maggiore. E Olivia sta brava di trasmettere il suo piacere a tutti di complimenti. Temo di noi il rifugio Caldaniccia che sono presenti qui.
Ecco, il rifugio Caldaniccia, c'è la ramintà, ogni settimana diagari sono abbandonati e sa compagnia di lampemo una chiama, c'è l'andà, c'è la fa un po' di traduzioni per chi renditi bene a Iagar, ma di noi. Complimenti per queste iniziative, bravi. Allez, ma prova di cambiare le cose, con il sciapagapo. Ecco, il sciapagapo, allora c'è la 3 in 4 indizi, il sciapagapo di stasera. Al primo indizio potete vincere 60 punti, ma sto capitale cala di 10 punti a ogni indizio nuovo. Rispondete bene, potete vincere punti, per cui segui, proponete. Non c'è mica paura perché non prendete mica punti quando voi proponete. Siamo pronti? Allora ascoltate bene. E figliate un screno, perché ci sarà un indizio cada anno piano piano. Per 60 punti. Sono nato a Vigni del XIX secolo e sono attaccato a tutta l'isola, ma il mio paese è Vico. Ma da Vico non si vede mica i gosti italiani. Je suis né à la fin du 19e siècle et je suis resté attaché à toute l'île. Mais mon village, c'est Vico. Pourtant, il ne me donne pas sur la côte italienne. Che mi dite? Un pretalbino. Padre Albino. Era ricercato, ma no, non è mica ero stasera. Allora, secondo indizio, per 50 punti. In 1920, a Mouvra, un brionao amica, ma dava in Didier. Con la guerra non si è più intesa, che si diceva che era appena troppo a favore di italiani. En 1920, mon mouflon ne criait pas, mais il savait donner des nouvelles. Avec la guerre, on ne l'a plus entendu. Il était jugé trop italien. Allora, chi proponete? Santo Ersini. Santo Ersini. Ci avviciniamo, ma che sarà cispra? Risposta valsa. Ci siamo uguali. Allez, ascoltate bene. Su terzo indizio, per 40 punti. Come tanti persone non grata, ho conosciuto a Guyana. La vita qua là era più dura che da noi, ma non ho mica perso la mia lingua. Comme beaucoup d'indésirables, j'ai connu la Guyane. Là-bas, ma vie était plus dure que chez nous, mais je n'ai pas perdu ma langue. E allora, Amuvra? Più preciso, È un giornaletto di Amuvra. c'è che una persona. Una persona. È quello che ha fatto la musica. Che ne so che sono ragazzi. E sai quello che l'ha creata? È quello che l'ha creato. ma sapete, è diventato così ma bene vedi anche. tu, Allora, se vi no. posso aiutare, ha lo stesso nome che uno della vostra squadra, di Adrupa, che è anche uno dei capimati, d'altronde. Mi dico mica di più. Bon, allez, ferma un indizio. Risposta valsa, no. Per 30 punti. So uno dei primi ideologhi di un nazionalismo corso e ha creato uno dei primi partiti nazionalisti a Nantalisola. Ma so conosciuto per la creazione di una rivista a Mouvra. Je suis un des premiers idéologues du nationalisme corse et j'ai fondé un des premiers partis nationalistes de l'île. On me connaît aussi pour ma revue à Mouvra. Pietro. Oh, conosco, ma di un personaggio. Sono casata. Aso casate o... Pietro. L'avete mica conosciuto, no? È Sì, austriaca. non credo conosciuto, aspetti, siamo andati a ballare insieme. Aso casate un rugione di Gorsica Suttano. Non dico mica di più, basta? Allez, o tempo è passato. Pietro. So Pedro Rocca. Oh, Rocca, Uno dei primi nazionalisti dell'isola, nasce in Vigo in 1887 e partecipa al primo giornale in lingua corsa a Tramontana. In 1920 crea a Mouvra, giornale in lingua corsa con motto I Sumeri non leggono mica a Mouvra. Ma poco a poco Pedro Rocca si avvicina dell'ideologia irredentista e a tempo che Mussolini dichiara che è per un avvicinamento tra Italia e Corsica. In 1939 il giornale è chiuso da uno Stato e dopo è a guerra. Pedro Rocca è mandato in galera in Guyana per collaborazione. Sappi che dirà Pietro. Non venite mica. Iaris, c'est Maris. E sono appena Zimmer, come che ti dici? Aiu. Come chi te? 40 punti, bravi Durchini. Ma il Zappentoni di stasera, sono i rossi, 100 punti, complimenti, bravi. Un benivete, poletti magnati, non ha perso stasera, regali per tutti.
I nostri vincitori hanno dovuto pigliare cura degli stessi e di azogasa con creazione profumata di Corsica Essence. L'altri sono da gampa con i prodotti nostrali di biscotteria da fa. Senza scordarsi i nostri giocher che anche li partono con un bel regalo di nostri partenari d'oggi. Allora, chi vede la partita stasera? Oh, si è mangiato, si è cantato, si è anche badato. Ringraziamo i due bei squadri stasera e anche un pubblico meraviglioso Allora stasera. sapete, se volete venire non pubblico o se volete venire a giocare con noi. O anche a facile. cantare, a badare, è semplice. Sapientoni.tv qui. A me mi tocca ringraziare Mariangela. Oh Mariangela, ogni sera mi campo. Mi faccio piacere. Perché da qui a poco ritroverete un notiziale, ma noi stasera o meno. E mu giocato, eh? E mo' imparato. Di sicuro, ma soprattutto ci siamo. A ringraziare, a presto. Ad averti Venite qui.